Buona giornata carissimi amici, sentite la campana che suona perché oggi ci troviamo nella borgata di Godo in Gemona. Questa è la chiesetta. Oggi è la festa di San Valentino ed è il patrono di questa zona, di questo quartiere. Ecco, allora ci prepariamo alla celebrazione della messa. È bello ricordare che il parroco che celebra, Monsignor Valentino, facciamo gli auguri di buon onomastico in questo giorno 14 febbraio, che però quest'anno coincide anche con l'inizio della Quaresima, il mercoledì delle Ceneri. Qui c'è anche una bella fontana, molti vengono a prendere dell'acqua, un'acqua salutare. E qui vediamo la zona circostante, queste montagne che circondano la città di Gemona. E questa è la facciata appunto della chiesa. È un po' in ombra perché il sole è dall'altra parte, si sente ancora gli ultimi rintocchi di campane e poi entriamo in chiesa per celebrare la Santa Messa in occasione appunto di San Valentino. Tante bandierine che esprimono la gioia e la festa di questa giornata. E siamo entrati in chiesa. La chiesa è piena di fedeli pronti per la celebrazione della festa di San Valentino. Rinnoviamo gli auguri a Monsignor Valentino per il suo onomastico 14 febbraio. Ed ecco, qui tutto è pronto per l'inizio della Santa Messa. Ecco, tanta gente per iniziare la Santa Messa. E con queste immagini vi salutiamo e auguriamo una buona celebrazione della festa di San Valentino in Godo, città di Gemona. Buona giornata.